Buongiorno a tutti, benvenuti su Sport Sicily per il match valido per il campionato Under 17 regionale maschile girone A. Oggi si affrontano Academy Ribolla e Città di Carini. Da sinistra a destra la squadra ospite, appunto rappresenta Città di Carini, mentre da destra a sinistra abbiamo l'Academy Ribolla in maglia blu. Adesso le squadre stanno salutando. Poi sarà tutto pronto per l'inizio. Brevemente iniziamo la squadra dell'Academy Ribolla. Salvo Giuseppe Trepali, Pagliari Simone, Palazzetto Alessio, Le Piccolo Manfredi, Lopizzo Antonio, Schiera Francesco, Ferrero Salvatore, Aiello Samuele, Barone Salvatore, Scordato Gabriele e Tripan Francesco. Questo è l'11 titolare della squadra di casa. Per quanto concerne la squadra ospite abbiamo invece Trezza Alessandro, Prestigiacomo Davide, Catalano Danilo, Prestigiacomo Giuseppe, Chiarello Gabriele, Calaio Giancarlo, Pino Ugo, Billecci Rocche, D'Amico Simone, Di Stefano Giacchini e Manno Michele. Sembra quasi tutto pronto per l'inizio. Si attende solamente il fischio del direttore di gara, poi apriranno le danze quelli dell'Academy Ribolla. È iniziata Academy Ribolla, poi testa subito in avanti da parte della squadra di casa che comincia laterale subito per la squadra di casa. Protegge palla per il giocatore della squadra di casa, il rimpallo a favore di Scordato che insiste sul pallone, poi prova ad allontanare invece la retroguardia maglia bianco e rossa, niente da fare, c'è fallo laterale a favore di Prestigiacomo che sarà costretto a ribattere nuovamente. Pallone battuto, colpo di testa, altro rimpallo. Sinistra Schiera, vuole questa palla, poi Aiello cambia il gioco, dall'altra parte a cercare Ferraro viene dentro al campo, ancora Ferraro, prova uno scambio con Pagliari ma niente da fare, ancora insiste Aiello, gira il pallone all'Academy Ribolla. Avanza adesso il capitano che rischia di perdere il pallone, allora concede il fallo laterale. La battuta Palazzotto, colpo di testa mancato da parte di Barone. Allontana il pallone Academy Carini, scusate. Allora trova un altro colpo di testa Lopizzo. Qui piano commesso fallo su Dani, ma il direttore di gara dice che si può giocare e la si va dall'altra parte, libero di controllare Ferraro. Viene dentro al campo ancora una volta Ferraro, insiste, semplicemente stardito, allora lancio lungo della squadra ospite, va a conquistare il pallone direttamente il portiere Di Salvo che gira il pallone. Prova il lancio lungo ma in pressione, c'è andato D'Amico, adesso la riconquista, quest'ultimo pallone messo in mezzo, occhio perché potrebbe essere una ghiotta occasione per Di Stefano che adesso se la porta un po' sull'esterno. Fallo laterale a favore dell'Academy Ribolla, pallone battuto, è entrato il colpo di testa
questa palla da parte di Aiello in zona pericolosa, infatti ancora pallone per la squadra ospite, si va dall'altra parte direttamente a cercare ancora una volta di Stefano. Pizzo, occhio a questi chiama schiera! Batte di Salvo, si appoggia a schiera. Allora, Pizzo che va avanti, colpo di testa da parte di Calaio. Pallone uscito e sarà ancora fallo laterale a favore dell'Accademia di Ribolla, batte Pagliari. Dai largo, va! Dallo Pizzo. Tripiano. Gira dall'altra parte. Sempre Accademia di Ribolla. Gioca a metà campo avversario, si va dall'altra parte a cercare Palazzotto. Palazzotto può andare col cross in mezzo. Occhio perché c'è la pressione di Stefano che ottiene l'invio del fondo a favore. Quindi si occupa della battuta Trezza. Non hai spazio, Costruisce adesso il Carini. Palla per Di Stefano che l'ha persa. Adesso avanza con Lo Piccolo che ha provato questa conclusione da fuori. Primo brivido della partita. Sfiorato qui il gol. L'Academy Ribolla. Adesso si ricomincia ancora una volta la città di Carini. Chiarello va in avanti, colpo di petto da parte di D'Amico che cambia il gioco, ma il pallone è sbagliato, sarà ancora fallo laterale a favore di Pagliari per l'Accademia di Ribolla. Ferraro, pallone in profondità, ancora Ferraro, se è allungata, Ferraro insiste, Ferraro prova ad andare direttamente sul fondo. Senza esito, anzi era Pagliari. Ferraro si era un po' più accentrato. Subito pallone giocato da Trezza. Trova l'ennesimo pallone in verticale, qui il capitano del Carini, ma è rimasto a terra, il direttore di gara non ha fermato il gioco. Occhio perché ne stava approfittando Barone. Adesso il gioco è fermo. Raga, la rotazione, raga! Adesso il direttore di gara dia il consenso per far ripartire il gioco, nel frattempo si stanno verificando le condizioni di Chiarello. Giocate sereni, raga, come sappiamo. Pallone ribattuto. Si può giocare. Adesso riconquista palla l'Accademia di Ribolla e si affaccia in avanti, occasione per Lo Piccolo che viene chiuso da Presti Giacomo e allora sarà calcio d'angolo per l'Accademia di Ribolla. Andrà la battuta di questo calcio d'angolo. Non ti preoccupare, Palazzotto. dai! Occasione per l'Accademia di Ribolla qui, ma spazza. Città di Carini. Apriti, occhio che arriva, Allontana il pallone qui di Salvo. Va al colpo di testa. Palazzotto. Questo fallo laterale subito il 7 del biancorosso. Si affaccia in avanti. E fallo! Occhio, occasionissima qui col tiro di Billesci. Arbitro! Buona risposta da parte di Di Salvo. Che cazzo fai a non fischiare? Sali, Forse al lancio lungo sali, qui piano! Lo Pizzo che cerca stai subito la profondità stai ai suoi attaccanti. Occhio perché è scappato bene all'indietro Presti Giacomo. Occhio sulla pressione qui di Tripiano. Arbitro! Scusa, ma la gamba a Rimpallo. testa non c'è! Rinvio al fondo.
minchia da morire. Batte Trezza. Stavolta andrà a lungo. Si evita di costruire nel proprio terzo di campo. Va là, tienilo. Al lancio. Oh. Mette giù qui, male, Manno, e allora si crea in una possibile occasione per l'Academy Ribolla. Buona riconquista, pallone in mezzo, ma esce bene Trezza ancora una volta. E subito prova a ripartire il Città di Carini. A recuperare. In mezzo al campo per Villa, non in profondità a cercare le punte. D'Amico è scattato, occhio perché c'è un contrasto, è andato giù Pagliari, ma per il direttore di gara non c'è fallo, si prosegue. Ci sarà adesso fallo laterale, c'è stata una piccola interruzione. Si incarica della battuta Catalano che subito mette in gioco questo pallone. Menna allontana all'indietro, regalando praticamente il pallone all'estremo difensore avversario Di Salvo, finta di andare a lungo, gioca corto per il proprio capitano Lopizzo. Vediamo. La schiera. Occhio perché si rischia di perdere il pallone in zona velenosa. Allora ci pensa Lopizzo a spazzare il pallone buono per Tripiano che se l'era allungata e chiede alla squadra forse di stare più su. Poi me la dici. Io non l'ho capito quale fallo quant'è che laterale fa. nel terzo avversario a favore dell'Academy Ribolla. Batte Ferraro, anzi no, batte Palazzotto. Occasione, occhio, all'interno dell'area di rigore, insiste qui il numero 9. Bravo Barone! Grandissima parata di Trezza, ma Barone sta per fare un Eurogol. Altra occasione per l'Academy Ribolla che sta facendo un'ottima partita. Adesso calcio d'angolo. Si carica ancora della battuta Palazzotto, andrà in aria. Palazzotto, cross in mezzo, occhio perché saltano tutti, pallone dentro e la rete! E la rete dell'Academy Ribolla, è 1-0, ha segnato Tripiano, vantaggio per l'Academy Ribolla. Oggi importantissimo qui per la squadra di casa. Si mette male per Città di Carini. 100%, raga! 100%! Subito Barone! Pressalo! Buona! Vai ragazzi, bravi, dai! Gioco che riprende adesso. Vieni! Ha trovato un lancio lungo qui l'Academy Città di Carini. Buono, Baro! Attenzione ora, Calaio! Amico, attenzione! Ci sarà calcio d'angolo per l'Academy Ribolla. Cross in mezzo, altra occasione per il raddoppio. Pronti? Guarda là! Ehi! Tutto pronto per imbastire un'azione per l'Academy Carini. Chiarello va in avanti. Posso fare la palla? Soffre di petto, ottimale da parte del set ospite, ma occhio perché il lancio è impreciso nei confronti di Manno che non riesce ad agganciare, allora sarà fallo laterale a favore dell'Academy Ribolla. Si gioca
occhio perché rischia di portarsela fuori Pagliari, ma il direttore gara il pallone non è uscito, allora Lopizzo è libero di portare il pallone in avanti, subito lancia a cercare ancora una volta Tripiano, niente da fare, però insiste l'Accademia Ribolla, prova a scappare alle spalle degli avversari Tripiano, ma buona guardia da parte di Chiarello, sta facendo una grande partita. Intanto il direttore di gara interrompe un attimo il gioco. Presidente! Ma Romagnolo, manco per farlo non sperare, siete in mezzo al fango. Noi che qua siamo educati, vi manteniamo. Quando siete a Romagnolo 90 di terra battuta non vi fanno niente. Devo giocare a calcio, ok? Sì, Grazie. hai ragione. Dai, forza! Forza! Batte questo fallo laterale. Occhio perché ha provato un Ancora, controllo, ancora! Barone insiste, però l'Accademia ribolla un tocco all'indietro, un po' rischioso per lo piccolo. Occhio perché ne può approfittare D'Amico, si preferisce costruire nuovamente dal portiere. Di Salvo, si guarda intorno, gioca accanto a Schiera che va al lancio lungo. Occhio perché il pallone può essere interessante per Ferraro che la mette giù un po' male, la riconquista adesso la città di Carini. Calaiò spazza questo pallone, ci può arrivare qui scordato, ma occhio perché il pallone ancora una volta degli ospiti, aggancia Pagliari, prova ad avanzare, Pagliari lotta ancora torso con Manno, pallone impreciso, ma occhio perché per Barone non lo è, e poi c'è un'entrata abbastanza dura da parte di Calaiò, per il direttore di gara non c'è niente, ma qui Barone è rimasto a terra. Guarda! Non ci posso credere! Io non ci posso credere! E che cazzo vengono a fare? Vengono a rovinare le giornate alle persone. C'è un po' di apprensione per le condizioni di Barone. Adesso si è rialzato il centravanti della squadra di casa. E allora il gioco può riprendere. Fallo laterale che viene battuto per restituire la sfera a squadra ospite. Si occupa della battuta terza. Barone, vieni qua, non lo fare giocare! Chiarello, pallone profondo ma impreciso. Occhio perché ne può approfittare l'autore dell'1-0. Insiste qui Tripiano. Pallone allontanato, poi arriva di carisma Lopizzo. Insiste il capitano dell'Accademia Ribolla. Occhio perché la fortuna di conquistare presso Giacomo. Lotta in mezzo al campo. Pallone dentro. Occasione qui per l'Accademia Ribolla. Con Ferraro che non è riuscito ad agganciare. L'ha fatta sua Trezza che adesso va al lancio lungo. Colpo di testa, pallone all'indietro tra le parti di Salvo. Di Salvo. Ma chi... Poi già Schiera. Sulla linea. Lopizzo. Lopizzo va al lancio lungo. Il controllo da parte di Tripiano che manca l'aggancio e poi fa fallo. Bravo! Grande! Io sto parlando con un ragazzo. E io ho battuto la mano a un ragazzo. Io posso parlare. Posso dire bravo al mio ragazzo? Certo. La palla è dietro la linea, vieni qua. È dietro la linea. Mica è una cosa inutile. Pallone. Non lo fare giocare, vieni qua Tripi! Bravo! Pallone in avanti. Ancora! Manca l'aggancio qui di Stefano. Adesso si va dall'altra parte con l'Accademia Ribolla. Pallone profondo per Barone. Barone a tu per tu. Barone può calciare col destro. Ancora Barone che se la porta fuori. Non ce l'ha fatta qui il centravanti della squadra di casa a concludere. L'ha inseguito fino all'ultimo. Calaiò e la soppressione è stata fondamentale. Chiarello, scusate. Andrà al lancio lungo adesso Trezza.
uno che salta, uno che si stacca. Palla lunga. Fa colpo di testa Barone. Occhio là. Occhio perché si può inserire qui Di Stefano. Bravo, Lontana Peppe! Di Salvo. Pallone profondo, cercare Ferraro. E se la Bravo, porta Giuseppe! fuori, sarà fallo laterale a favore della città di Carini. Fallo laterale a favore della città di Carini, batte Catalino. Occhio perché si presta da quelle parti. Dai, Leni, mettiti a posto! Si Giacomo. Ehi! Si batte Occhio subito a là! cercare la profondità. Ribattuta alla retroguardia di casa. Occhio perché rischia un po' qui il capitano della città di Carini. Pallone dall'altra parte. Cercare Di Stefano. Di Stefano si accentra. Di Stefano. Zona tiro per lui. Ancora Di Stefano. Vince un rimpallo. Occhio perché il città di Carini adesso in zona d'attacco. Pallone messo dall'altra parte a Giacopino. Prova una coordinazione. Qui il numero 8. Ancora città di Carini. Ci crede fino in fondo Pressi Giacomo che poi va giù. Non c'è niente per il direttore di gara. Finisce direttamente tra le mani di Salvo. Fa la finta e gioca al suo compagno alla propria destra. Va al lancio schiera, pallone impreciso. Pallone in avanti, colpo di testa dall'altra parte da Tripiano che c'ha un duro contrasto con Pressi Giacomo che è andato giù malamente sul direttore gara, ovviamente non prenderà provvedimenti disciplinari. Adesso un po' ha fermato il gioco. Occhio, non vai a giocare! Barone! Adesso si gira dall'altra parte. Prova a costruire qualcosa in città di Carini, pallone ribattuto, alza la pressione Barone. Vediamo se riesce a guadagnare fallo laterale. Adesso il direttore di gara ferma il gioco. Va a rimproverare. Forza! Va a rimproverare qui Calaio. Fallo laterale dell'Academy Ribolla. Batte Pagliari. Pallone messo in gioco. Protegge Barone. Alza adesso la pressione qui città di Carini, ma Di Salvo non si fa pensierino e va a lungo. Cercare il colpo di testa di Aiello che viene mancato. Adesso insiste la squadra ospite. Pallone dall'altra parte, cercare Pressi Giacomo. Niente da fare perché c'è Capiano da quelle parti. Si è fatto fallo il numero 11, ma vediamo se ci sarà vantaggio. Occhio, buonissimo recupero da parte di Pagliari. È ancora a terra però Pressi Giacomo, il direttore di gara è chiamato a fermare il gioco, infatti è così. Adesso attendiamo novità sulle sue condizioni. Quello dei giovanissimi. Rialzato Pressi Giacomo. Ma che cazzo vuoi che aspetti che si rompa questo Pagliari. Pallone per schiera. Che nuove regole ci sono? Di Salvo. Rischia un po' in palleggio, poi va a lungo a cercare direttamente Ferrara, ma è rimasto giù Di Salvo. Che ha fischiato! Facciamo attenzione, che vieni in largo, Tripi! Sulla linea! Lo pizzo. Ma gioca senza paura. Antonio! Schiera, va a lungo a cercare direttamente Ferraro. Il pallone arriva, avanza Ferraro. Occasione per l'Academy Ribolla. Ferraro dentro per Tripiano. Leva il pallone Pressi Giacomo. Ma occhio perché è arrivato qui il 4. E l'occasione mancata da Ferraro. Sotto porta. Ghiottissima occasione per l'Academy Ribolla di raddoppiare. Lo ha bucato qui la difesa del città di Carini. Si rimane sull'1-0. Lo piccolo! Dai un passo indietro! Più aggressivo devi essere, lo piccolo! Si va al lancio lungo da
parte di Trezza, colpo di testa, Ma qual è la differenza con prima? Ma che fa? Ma non sto parlando! Vabbè, fatemi parlare così sfogo pure lui. Sali Steve! Avanza lo Pizzo, palla per Tripiano, trovata ad andare ma niente da fare, fallo laterale a favore del Città di Carini, batte Presti Giacomo, va a cercare il proprio attaccante D'Amico, lotta invece adesso Presti Giacomo, è finito giù Giacopino, si gioca subito, calcio di punizione Di Stefani insiste, lotta Palazzotto, pallone profondo per Tripiano fa buonissima guardia qui, laterale a favore del Città di Carini, giallo per Tripiano, monito Tripiano per protesta, Presti Giacomo, batte questo laterale, Presti Giacomo, pallone lungo linea, cercare Giacopino, il fallo laterale a suo favore, Dai lo piccolo! si incarica Presti Giacomo della battuta, palla in profondità a cercare D'Amico protegge, D'Amico prova a pescare un cross in mezzo ma il pallone è uscito. Risalvo, occhio, rischia un po', schiera ma con coraggio costruisce l'Accademia Ribolla, palla in avanti a cercare Tripiano, respinge Presti Giacomo, è arrivato D'Amico prima di tutti, sponda e calcia qui, così Di Stefano abbastanza innocua e allora prova a accelerare Ferraro, palla al piede, pallone per scordato, giocano a memoria quelli dell'Accademia Ribolla e allora Ferraro, palla dall'altra parte per Tripiano, vediamo se va al tiro, Tripiano va sul destro, conclusione morata dal proprio compagno ma rimane lì la squadra di casa. Occhio perché qui insiste molto bene Barone, pallone in mezzo, Ferraro non controlla, ancora Accademia Ribolla allontana sul Città di Carini, ma occhio perché ci prova qui in pressione Lo Piccolo, si prova a creare qualcosa a Città di Carini, riconquista la metà campo avversaria, occhio perché ha giocato un buon pallone Di Stefano dall'altra parte, pallone in mezzo per D'Amico, chiude tutto, schiera, non c'è niente per il direttore di gara, avanza con personalità palla al piede e poi la perde, occhio perché Giacopino adesso vuole insistere, va una conclusione mancina ma è facile per Di Salvo. Palazzotto va a lungo dall'altra parte, colpo di testa di Ferraro, pallone per Pagliari si è sovrapposto, Pagliari dall'altra parte, occasione per Tripiano che perde il duello ma conquista comunque fallo laterale della metà campo avversaria a ridosso dell'area di rigore, se ne occuperà direttamente Palazzotto. Cambio signore, cambio. Mi raccomando, Roby, devi essere un po' più aggressivo, Tanto chiama una sostituzione qui Città di Carini. Siamo a una buona parte del primo tempo, neanche alla mezz'ora. Esce direttamente dal campo Catalano, è entrato con la numero 10 Randazzo. Adesso vediamo questo fallo laterale, pallone in mezzo ma forse il direttore di gara non aveva dato il consenso.
quindi si attende nuovamente. Pallone dentro, ci prova Barone, ma c'è un fallo in attacco da parte del numero 9 e questo ha fatto sì che il direttore di gara fischi calcio di punizione a favore del Città di Carini. Pallone in avanti, ma rischia qui, buona la pressione da parte di Aiello, occasione per Barone, chiude tutto ancora una volta, molto gagliardo qui Chiarello. Escono i due centrocampisti, tu devi stare in dentro, non c'è bisogno che passi pure tu. Pagliari, pallone in mezzo, occasione qui, ancora Tripiano calcia, colpo di testa, occhio perché si rimane lì, duello dentro l'area di rigore del Città di Carini, occhio perché l'Accademia di Ribolla non molla, infatti nella prova la riconquista alta e poi si interrompe in un contropiede del Città di Carini, occhio perché Di Stefano palla al piede, Di Stefano palla in mezzo dall'altra parte per il appena entrato Randazzo, beffato il ritorno immediato di Dai largo, 3P, Pagliari. sulla linea, 3P, sulla linea, falla allargare e poi scegli. Di piano, Di Salvo, e poi scegli. finta, gioca per Lopizzo, ma occhio perché l'ha riconquistata ancora una volta Di Stefano. Di Stefano va, occhio perché si rischia che ci sia un fallo di mano, per il direttore non c'è niente. Porta palla Tripiano con personalità avanza, ancora Tripiano, al lancio per Ferraro, posizione regolare, Ferraro, un po' defilato per calciare, ancora Ferraro che punta l'avversario, ancora Ferraro, pallone dentro, è buono per Barone che manca l'aggancio e il pallone poi esce, altra occasione per l'Accademia di Ribolla che si sta meritando questo vantaggio, anzi ha avuto anche le occasioni per consolidarlo, tanto subito pallone in avanti. Giacopino lotta con scordato a vincere il giocatore in maglia blu, allontanato, è un regalo per questi Giacomo che va a lungo, non ci sono maglie bianco-rosse, allora è facile per Di Salvo. Avanza, pallone lungo, schiera, che va a cercare Ferraro, colpo di testa, ora Ferraro viene dentro al campo, scambio, poi pallone perso, persi Giacomo, pallone in profondità per Randazzo, ancora Randazzo insiste, ma viene beffato, allora pallone in avanti, scordato, cambio di gioco a cercare Tripiano, occhio perché sbuca le spalle di Persi Giacomo che riesce a fare buona guardia alla propria area di rigore, ma è ancora Accademia di Ribolla che si affaccia in zona d'attacco. Devi recuperare, Toto, perché Quanto? Anche dall'altro lato, non devi qua, Tripiano, anche dall'altro lato, Fallo laterale, batte Palazzotto, pallone in profondità, protegge qui ma Barone poi la fa scorrere. Ancora fallo laterale, Palazzotto, andrà alla battuta di questo calcio d'angolo, Palazzotto, Bene Ale! cross in mezzo, occhio perché arriva il colpo di testa di Barone che manca non di moltissimo la porta, però il raddoppio qui a squadra di casa, adesso si va in avanti ma male, Palazzotto è libero di controllare, Tripiano, scambio tra di loro, bella triangolazione, poi passaggio definitivo per Tripiano ma scordato è stato un po' troppo rapido nel giocarla e allora cerca la riconquista alta Palazzotto, occhio, Ma non hai un metro di giudizio! occhio perché il direttore di gara va a richiamare ancora una volta il tecnico. Non c'è bisogno di L'Accademia di Ribolla. deciso che non c'è bisogno di questa cosa, ok? Però non c'è un metro di giudizio uguale.
Oh, Siscio! Siscio! Giacomo va dentro l'area a cercare il randazzo che non riesce da Ganzale. Adesso Ferraro può far salire i suoi. Ferraro ci prova, spalla alla porta, protegge, gioca per Pagliari. Bello scambio sulle fasce da parte dell'Accademia di Bolla, che non riesce però ad avanzare per colpa della pressione molto alta. Città di Carini, occhio brivido qui da parte di Lopizzo, che poi trova molto bene Tripiano. Giù, questo Giacomo, calcio di punizione. Calcio di punizione di Billesci. Va col destro. Dentro di Salvo. Era rimasto giù D'Amico, adesso c'è accertarsi la sua condizione, forse non è D'Amico, adesso vediamo di chi si tratta. Esterno basso. Si partirà con questo rinvio dal fondo. Di Salvo, finta, gioca da Lopizzo che va lungo. Ha cercato un colpo di testa a Barone, ma neanche è riuscito ad arrivarci. Occhio perché sto è andato giù Pagliari. Pallone in profondità. C'è un giocatore dell'Accademia di Bolla a terra, adesso prende le sue situazioni, adesso il direttore di gara invita gli assistenti a entrare. Per me alla fine di questa prima frazione di gioco, ma adesso il gioco di riprendere. Dai, che siamo in campo! Sembra tutto pronto. Oh, scusa, siamo in campo, forza! Tutto pronto. Presidente, non mi fare buttare che sono irresponsabile, proprio mi fa la multa. Palla sotto, va a lungo. Un pass abbastanza impreciso. Messi Giacomo. Colpo di testa mancato da parte di Stefano, riconquista scordato insiste, colpo di testa. 4 Città di Carini e allora Tripiano è libero di avanzare. Tripiano pallone profondo a cercare Scordato che si è defilato. Scordato 1 contro 1 con Prezzi Giacomo, ancora Scordato prova ad andare, ma è calcio di punizione. Pronti, non lo fate giocare! Città di Carini. Scorda! Non li fate giocare, Barone! Bravo! Ehi! Occhio, lo piccolo, bravo, vieni Trezza qua! direttamente al rinvio lungo. Trezza.
giocato in avanti alle parti di Ferraro. Attaccare, va Michele. Ferraro insiste, Ferraro gira dall'altra parte per Tripiano. Tripiano può andare col destro, ancora Tripiano, ne ha 2 addosso. Sempre Tripiano. Cioè in appoggio il compagno, ma Tripiano si è intestardito e l'ha persa. E allora Stai attento, Tripi. l'amico da Gioca che ti Randazzo. butti dentro. C'era un contropiede a favore della città di Carini, ma che subito è stato intercettato. La difesa del Carini Ribolla, colpo di testa, parti Ferraro mancato, lotta adesso Barone. Ancora Barone a insistere con la pressione, allontana la retroguardia ospite. Randazzo mette giù, manca il controllo perfetto e allora pallone che finisce direttamente tra le parti di Tripiano che prova in tutti i modi ad agganciarlo senza esito. Fallo laterale per il città di Carini, mette giù Di Stefano, pallone per Pessi Giacomo, tira a sé la sua pressione, la pressione avversaria. Barone insiste, Siamo alti. costruisce bene però città di Carini. Randazzo, pallone per Chiarello, va profondo, gioca bene adesso la squadra biancorossa, pallone in avanti da Giacopino. Giacopino, pallone dentro ma intercettato. Guida Peppe, guida Peppe. Mancate una stretta, dai. Oh, ognuno il suo, raga. Non li lasciamo, andiamo. Pallone dentro, bellissima uscita da parte di Di Salvo con i pugni e adesso protegge Tripiano, lotta in avanti, ancora Tripiano che insiste, pallone che sfiora il direttore di gara, ma avanza la squadra di casa, pallone girato dall'altra parte, avanza con personalità l'Academy Ribolla e allora Ferraro rischia un poco, pallone per scordato, poi un po' lezioso il capitano della squadra blu, ma si ricomincia ancora una volta da Di Salvo che consolida il possesso di palla. Sempre meno alla fine Dai del primo tempo. Giuseppe. Finiscono i centrali col portiere. Di Salvo, pallone in avanti, rischia un po' qui lo piccolo. Ancora lo piccolo, pallone in verticale a cercare Ferraro che pressa e insiste, ma si ricomincia ancora una volta la trezza. Pallone in avanti, Stanno giocando. Chiarello mette giù D'Amico e gira. Pallone in profondità a cercare Randazzo che è sbucata alle spalle di tutti, ne è uscito molto bene qui Di Salvo, ma il direttore di gara ha segnato calcio di rigore per un'uscita un po' eccessiva, ma si è toccato il pallone sinceramente Di Salvo. È abbastanza strano questo calcio di rigore assegnato. Ma qual è il fallo? E quindi sarà tiro dal dischetto da battere Randazzo. Tante polemiche suscitato questa scelta da parte di direttore di gara e adesso scontro tra Randazzo e Di Salvo sul tramonto del primo tempo per portare gli ospiti in parità. Parte Randazzo, settando il fischio. Va Randazzo. Beffa Di Salvo e fa 1-1. Ritorna in parità il match. Antonio, dai! Bravo arbitro! Si fa così! Sei il Si fa così, migliore! Ed è 1-1. 3 minuti alla fine di questo primo tempo. Subito avanti! Ancora là! Lopizzo.
parte da dietro da Di Salvo che va a lungo a cercare Ferrari, Ma giochiamo a ma il pallone è calcio! impreciso. Ma giochiamo a calcio! Occhio perché il pallone è perso. Adesso il Città dei Carini sembra aver preso fiducia, ma occhio alla ripartenza dell'Accademia Ribolla con Barone che va in mezzo a due centrali, allontana tutto, cala io, fa laterale, Palazzotto, batte il fallo laterale, va a lungo per Tripiano, ci sono due giocatori in maglia biancorossa, ma il pallone di Tripiano che conquista a calcio di punizione, se vuole il vantaggio, ma questa è l'ultima occasione di questo primo tempo. Si incarica Palazzotto direttamente. Dai. Due uomini in barriera a difesa della porta di Trezza. Tutto pronto. Si attende il fischio del direttore di gara. Eccolo, parte Palazzotto. Va dentro a cercare un colpo di testa, ma è un regalo per il Città di Carini che adesso può ripartire. Di Stefano arriva sul pallone. Va Di Stefano. Prova a correre alle spalle di Palazzotto ma non ce la fa. Occhio al rilancio di Salvo che va a lungo. Colpo di testa. Vai via! È arrivato molto bene qui Ferraro, non ci ha creduto Barone, forse era in fuorigioco. Ultimi istanti. Sarà fischio finale di questo primo tempo. Palazzotto lotta, pallone dentro per lo piccolo, pallone per scordato, impreciso, ma occhio perché può essere un regalo per Barone, c'è forse un tocco di mano ma scordato insiste, Tripiano, provato un dribbling e fa laterale Città di Carini, batte per Giacomo, avanti a cercare D'Amico si restregge e gioca corto per Giacopino, Randazzo, controlla male, forse c'è fallo di mano. Minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, ma occhio perché si sbaglia. È giallo, bravo! Calcio di punizione. Lascialo stare quello lì. Chiama lui. Devi solo accorciare. Va al lancio lungo. Ferraro. Pallone lungo. Ancora Ferraro. Si sta a lottare. Con Manno. Accorcia Giacchino, accorcia un po'. Pallone dalle parti di scordato, allontana con un colpo di testa presso Giacomo, poi Randazzo prova a ripartire, ancora Randazzo e prova a scattare su Pagliari. Pallone in profondità ma c'è fallo a quanto pare fallo ai danni di Pagliari, quindi sarà calcio di punizione a favore dell'Accademia Ribolla. Anzi fallo laterale. Mette giù Barone, forse con un braccio invece no, Barone adesso è libero di andare, Barone anche con una giocata. 30 secondi. Pallone in avanti. Si lascia cadere qui il giocatore dell'Accademia Ribolla, ma Ferraro continua a portare palla. Ferraro va sul fondo, cross in mezzo. Non perfetto qui Trezza. Vediamo se riesce a imbastire l'ultima ripartenza. Va in avanti. Vieni! Aspetta col controllo qui di Stefano. Occhio perché Randazzo ha rischiato un po'. Si lotta in mezzo al campo. Si va verso la fine. Ultima azione di Stefano. D'Amico protegge, torna indietro. Si va a cercare direttamente Giacopino che manca il controllo, però ha una seconda possibilità. Vediamo se il pallone è rimasto in campo, invece no.